Siamo nel 1891, in un'osteria di Airuno, provincia di Lecco. Tre uomini stanno giocando a tressette. Chissà, forse non notano un uomo vestito da alpinista che li sta osservando e, preso un taccuino, ne schizza un breve ritratto, ricco di dettagli. La pipa, gli immancabili cappelli, le sedie di paglia, l'aria rilassata, nonostante il titolo dell'autore ci informi che i giocatori sono arrabbiati. Noi del Bruco vediamo invece tre sanguigni contadini brianzoli di montagna che si riposano in osteria dopo aver raccolto castagne o munto le mucche. L'autore è Camillo Ghisi, vivace disegnatore di vette alpine, socio del CAI di Milano e autore di una lunga serie di disegni conservati all'interno di un taccuino da viaggio, giunto per donazione al Comune di Milano nel 1954. Di lui si ricordano molte vedute di montagna, soprattutto tra le Grigne e nel Comasco, e la descrizione di una salita al Bec delle Steie a 2800 metri in Val Chiusella, in Piemonte, al confine con la Valle d'Aosta, resoconto che è stato pubblicato sul quarto annuario del CAI di Milano. Sempre del Ghisi è un quadro a tema risorgimentale intitolato Combattimento di Goito, appartenente al Museo del Risorgimento di Milano, ma in deposito espositivo presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, in provincia di Trento.